Tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Giovedì 4 maggio, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31, siamo stavolta quasi in perfetto orario. Molti ospiti stamani, per cui andiamo velocissimi. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, ansa.it, che si apre come molti giornali sulla questione del raid su Kiev dopo il tentato attacco contro il Cremlino. In realtà l'apertura dei giornali è sul tentato attacco contro il Cremlino, esplosioni in seguito a Zaporizhzhia e Odessa. Allarme aereo in molte regioni, nessuna vittima. A Odessa abbattuti 12 droni su 15. 3 colpiscono i dormitori di una scuola. Attacco a Putin, cautela sulle notizie da Mosca, filtra dagli Stati Uniti. E si interpreta in 3 modi. Attacco ucraino, oppure autoattacco, false flag si chiama così, comunque autoattacco da parte dei russi per giustificare l'escalation, attacco da gruppi di opposizione russi in Russia medesima, visto che i droni probabilmente non venivano da molto lontano. Comunque queste sono le ipotesi che circolano. Maltempo in Emilia-Romagna, 2 le vittime, rischio frane, scrive ancora l'ANSA in prima pagina, e poi una neonata lasciata nella culla della vita a Bergamo. La madre ha lasciato un biglietto: non posso occuparmi di lei. Ne capitano diversi ogni anno. In questo periodo fa notizia. Strage in una scuola a Belgrado, 14enne uccide 8 compagni, aveva la lista dei compagni da ammazzare. Secondo la legge serba il ragazzo non è punibile a meno di 14 anni, arrestati i familiari perché la pistola era della famiglia. Morto anche uno dei guardiani, altri 6 ragazzi e un insegnante sono rimasti feriti. Il maxi blitz contro l''ndrangheta in Europa, ne vedremo i riverberi italiani da qualche articolo di giornale di stamani. Il generale libico cirenaico Haftar a Roma vede il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Domani Giorgia Meloni, il generale libico, è per contatti con le autorità italiane nella capitale italiana. Potrebbe essere ricevuto dalla premier. Ritorna la veggente di Trevignano, la Madonna è con me, commenterà poi Vittorio Feltri a modo suo su Libero. Come vedremo, lasciate che i creduloni credano in pace, non fanno male a nessuno. Arrestato in Canada l'uomo che vendeva kit per il suicidio. Morto invece il regista Alessandro Dalatri, regista di film e fiction televisive, 68 anni. E poi, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, giornata della libertà di stampa, era ieri, l'Italia risale e supera addirittura gli Stati Uniti. Niente po' di meno. Uccisi 86 giornalisti. Il ministro Sangiuliano dice: credo che in Italia la stampa sia abbastanza libera. Cronaca dalla Campania, cade il cellulare nella vasca, era attaccato alla corrente per la ricarica, 16enne muore folgorata. Conto alla rovescia per Re Carlo, le prove per l'incoronazione, e con questo meno tasse sulle tredicesime, stabilizzare i fringe benefit è l'intento del vice ministro dell'economia Leo. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere che cosa adesso. Andiamo a vedere subito alcune delle notizie del giorno, le vediamo rapidamente. Cominciamo dalla casa Lega. L'intervista a Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti, sul Corriere della Sera di oggi. Entrare illegalmente in Italia ora non conviene, commenta Molinari dopo il via libera alla fiducia sul cosiddetto decreto Cutro, ma il testo dovrà essere corretto perché limitava troppo i ricorsi dei migranti che vogliono aspirare a essere accolti in Italia. Il generale libico Haftar a Roma, incontri con Tajani e Meloni. Il governo pensa intanto a un provvedimento ad hoc per superare l'articolo contestato che non avrebbe passato il vaglio di Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica. Era giusto, dice Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, dare un segnale chiaro ai trafficanti di uomini e anche a chi pensa di entrare in modo illegale. Ora davvero non conviene. Commenta così Molinari la conversione in legge del cosiddetto decreto Cutro. Grande successo per la Lega. Sono tornati i decreti Salvini.
Lo avevamo promesso in campagna elettorale, mantenuto. Il ritorno dei decreti sicurezza significa che chi trasporta le persone oggi rischia anche 30 anni di carcere ed è un segnale forte contro il business dell'accoglienza. Cosa diversa dall'accoglienza. Il Presidente della Repubblica può fare dei rilievi? Non credo. Il contenuto dei decreti era già legge nel 19. Il Presidente Mattarella aveva già fatto alcune osservazioni di cui si era tenuto conto allora. I punti criticati non ci sono neanche oggi. Gli arrivi continuano perché le norme non erano più in vigore, abolite dal ministro Lamorgese. Il punto è lanciare il messaggio che arrivare in Italia fuori dai canali legittimi non conviene, argomenta Molinari, anche perché è stata ristretta la discrezionalità con cui venivano concesse le protezioni speciali, mentre sarà molto meglio cercare il percorso legale per chi parte da quei paesi che collaboreranno con l'Italia. Per quanto riguarda il decreto lavoro, invece, altro argomento dell'intervista a Molinari oggi sul Corriere della Sera, le opposizioni parlano di precarizzazione, il raddoppio dei tempi dei contratti a termine. In realtà non c'è raddoppio, sono gli stessi del decreto dignità i tempi. Il PD li contestò duramente in nome del Jobs Act. Le causali ora non vengono abolite come era con il Jobs Act, ma lasciate alla contrattazione collettiva o individuale. Ma il meglio delle critiche riguarda l'aspetto fiscale, osserva Molinari. Il PD, quando tagliò il cuneo fiscale del 2%, parlò di una delle più grandi azioni di redistribuzione di tutti i tempi, la più grande. Noi, col taglio del 7%, cosa dovremmo dire? Per Renzi la sua redistribuzione fu maggiore, tant'è vero che poi da lì in avanti Renzi ha ottenuto un sacco di voti, no? Perché tagliò le tasse come mai nessuno prima, come dice lui. Peccato, osserva Molinari, che le risorse erano spalmate su tutti, noi le concentriamo sui più deboli. Puntiamo ad aiutare le fasce deboli. Il prossimo punto è estendere no tax area e flat tax incrementale, ma anche il reddito di cittadinanza. Finalmente facciamo un'operazione su questo di buon senso. Per quanto riguarda poi la Lega e le sue strategie in Europa, abbiamo cominciato a ragionare sul ruolo della Lega. In Italia governiamo comuni e regioni, siamo al governo con ministeri cruciali. In Europa l'attuale collocazione ci consente di incidere meno, anche per alcuni compagni di viaggio che rendono il gruppo meno potabile. Il partito ha deciso di sporcarsi le mani sostenendo il governo Draghi. Io penso sia meglio che su argomenti come i motori endotermici sia meglio dire abbiamo risolto che lamentarci dell'Europa cattiva. Sono per una Lega che accetta le sfide, dice Molinari. Nel frattempo, attenzione, il Senato celebra i suoi primi 75 anni di vita, è festa grande, scrive Il Tempo di Roma, evento in aula col presidente Mattarella, un recital niente po' di meno che di Gianni Morandi e altri che cantava con la chitarrina Bella Ciao e altri interventi illustri. La facciata si illumina col tricolore il 7 e l'8 maggio. Concerto della banda Interforza in Piazza Navona, monete e francobollo creati per l'occasione e il Ministro Calderoli parla di primo passo storico sull'autonomia differenziata. Non c'entra con la festa del Senato, ma è nella stessa pagina sul Tempo di Roma. Il disegno di legge è stato incardinato in Commissione Affari Costituzionali. Incardinato, che bel verbo. È ufficialmente iniziato, dice il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il percorso parlamentare del disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Per Castellone e 5 Stelle stanno distruggendo le istituzioni. Per Sarracino del PD, irricevibile, crea diseguaglianze. Avremo modo di parlarne per i prossimi 104 anni. Intanto il mondo si riarma e anche l'Italia fa affari d'oro, scrive Dago Spia, in questo caso riprendendo un pezzo dall'Espresso. Nel 2022 l'Italia ha esportato materiale bellico per 5 miliardi 300 milioni di euro. La prima azienda è Finmeccanica o Leonardo che dir si voglia, più 13% rispetto al 2021. Merito in gran parte della guerra scatenata da Putin, ma non solo. Il primo cliente dell'Italia per quanto riguarda l'acquisto di armi è la Turchia. Il Qatar ha pianificato spese per 7 miliardi e mezzo in 6 anni in cambio anche di gas. Dopo lo stop imposto da Conte, con Draghi sono ripartite le commesse negli Emirati Arabi Uniti e nell'Arabia Saudita, con buona pace dei diritti umani calpestati, ma chi se ne frega. Intanto c'è anche un ampio capitolo dedicato all''ndrangheta, la camorra, le mafie, i narcos, il super cartello della droga. Un'alleanza, racconta in questo caso Avvenire, pagina 3 del dorso milanese lombardo, un'alleanza tra campani e calabresi per importare la cocaina dal Sud America, capace di far entrare in Italia fino a 300 kg di polvere bianca al mese,
veniva spacciata a Milano e Interland, nel gruppo Lendrine Storiche, dai quartieri di Quarto Giaro e della Comasina ai Paesi Bassi, dal porto di Turbo, in Colombia, a quello di Gioia Tauro, via Cristobal, a Panama. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno seguito soldi e forniture di droga, arrestato 40 persone e ricostruito la geografia della grande piazza di spaccio di Milano. A rifornirla il super broker calabrese Bartolo Bruzzaniti, uno capace di mettere insieme i colombiani, la camorra della Campania e l''ndrangheta calabrese. Uno che è nel mestiere da 30 anni. Intercettato dice: non c'è un cazzo da fare, io sto al lavoro, lo so fare. Ad alimentare la fornitura il narcotrafficante della camorra Raffaele Imperiale, insieme al socio Bruno Carbone, che non riusciva più a smerciare la cocaina sulla sola piazza di Napoli. Aveva bisogno di introdursi nel grande mercato milanese e a sovrintendere l''ndrangheta che controlla le piazze di spaccio ed è presente in ogni transazione con la sua nomenclatura Morabito, Barbaro, Papalia, Flacchi. Una joint venture tra campani e calabresi, per usare la definizione della coordinatrice della direzione distrettuale antimafia, Alessandra Dolci, per garantire 300 kg di cocaina al mese per Milano e dintorni. Essendo che il lavoro era per me moltissimo su Napoli, dice il boss camorrista Imperiale, decisi di fare una società coi calabresi e sempre per alimentare il mio sistema dissi ai calabresi: facciamo così, mandate i vostri trasporti, non utilizziamo più i nostri, venite in Olanda senza soldi. Io vi carico 100 kg, 50 per voi, 50 per noi. Per non intensificare il mercato napoletano, dice ancora Raffaele Imperiale, il narcotrafficante della camorra, per non intensificare il mercato a Napoli cerchiamo di prendere il mercato di Milano. Abbiamo i Morabito, i Bruzzaniti, che sono i più forti, sono una famiglia storica su Milano. Sonny, Bartolo, non ha mai avuto problemi di vendita sul territorio lombardo. La strategia mia, essendo il mercato napoletano piccolo, sono sempre le stesse persone. L'autorità giudiziaria, la pressione è tantissima, diciamo, iniziamo a cercare altri mercati, a organizzare la logistica, il trasporto su camion dall'Olanda al maxi deposito di stoccaggio in una ditta di traslochi in via Carducci a Gerenzano, vicino a Saronno, e quello sulle motonavi Sant'Antonio e Giselle dall'America Latina. A organizzare il tutto era Bruzzaniti, il quale è legato appunto a Rocco Morabito, figlio di Giuseppe Tiradritto, boss storico dell''ndrangheta, condannato in via definitiva per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Stessa storia sulla cronaca del Corriere della Sera. Nel dorso milanese, Milano mi spetta di diritto, le mani dei boss sulla città. Blitz da 40 arresti di 'ndrangheta. Il capo Bruzzaniti, qui arriva il 60% della cocaina di giù. I trafficanti Rocco Morabito, Raffaele Imperiale, camorra. Pochi giorni dopo la rocambolesca evasione nel giugno 19 dal carcere di Montevideo, il narcotrafficante calabrese Rocco Morabito, detto Utamunga, che sembra una roba africana, che negli anni 90 trafficava tonnellate di cocaina a Milano. Ebbene, il Morabito, Rocco, compare nelle chat criptate, chiede sostegno per la sua latitanza adorata. Nickname Il Ritorno. Subito il boss Bartolo Bruzzaniti, 47enne, detto Gargiazza, erede delle famiglie di 'ndrangheta di Africo, Reggio Calabria, invia i soldi in quantità. Sono i soldi della droga che la mafia calabrese traffica in Lombardia. Così inizia il pezzo del Corriere della Sera, ma c'è anche altra robetta interessante in Lombardia, nei boschi intorno a Varese, Como e compagnia cantante, la bella Brianza e il Varesotto, un mese nascosti nei boschi, poi la ricompensa dell'hotel. Noi, legionari della droga, la vita dei pusher marocchini nordafricani nelle zone dello spaccio lombardo. Ma i clienti chi sono? Chi è che tira di cocaina e usa la droga? Chi è che compra da questi bei soggetti? Martedì scorso, dopo una ricerca frenetica, la conclusione dell'ultimo blitz contro le bande armate della droga nei boschi di Varese. 10 gli arresti nell'inchiesta coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Per quanto concerne invece le inchieste, quelle corpose, grosse, la direzione investigativa antimafia ha detto, questo lo riporta il Fatto Quotidiano, che Graviano copre Berlusconi e non vuole tradirlo, perché sarà pur fallita la trattativa Stato-mafia e finita in una bufala. Però il Berlusca hai voglia se è un mafioso. L'informativa inedita. Il boss nel 2016
In carcere parlò di una cosa bella chiesta dall'amico Silvio, il terribile Berlusconi. Per gli investigatori antimafia si riferiva all'attentato fallito all'Olimpico. Indaga la procura di Firenze. È un'indagine che non piace. Giletti ne voleva parlare sulla 7, ma la trasmissione è stata cancellata nonostante il suo bel giubbottino antiproiettile. Attenzione amici, perché questo qua stava per squadernare tutte le magagne del vecchio Silvio. Sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano, infatti, si certifica che il mafioso ai PM qualche anno fa glissò. Non so se è stato lui il committente delle stragi. L'ex premier ha sempre negato le accuse, ma vogliamo dirlo che è stato Berlusconi a fare le stragi del 92-93, a ordinarle, coordinarle, eccetera? Intanto andiamo alle cose invece che vanno. Tira molto la storia di questa signorina 23enne, studentessa di ingegneria di Alzano Lombardo, la quale da martedì ha messo la tenda in piazza Leonardo davanti al Politecnico di Milano per contestare il caro affitti. Gli affitti sono insostenibili a Milano e questa simpatica e corpulenta ragazzina dorme in tenda per protesta sui prati del Politecnico. Ellie Schlein mi ha ringraziato, dice la ragazzina. Ellie Schlein è la segretaria del PD. A proposito di PD, parlateci di Torino, vi ricordate? Parlateci di Bibbiano. Mo parlateci un po' di Torino e dell'onorevole Laus. Spreco di soldi pubblici nella cooperativa rossa. Indagato deputato del PD, l'ex senatore, presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. Gestione e finanziamenti di una bella cooperativa che esiste dall'84, la Multi-Utility Rear. L'ex renziano Laus accusato di malversazione. Lo racconta anche Francesco Bonazzi oggi in tutta pagina 14 della Verità. Nel mirino altri big del Partito Democratico. Parlateci di Torino. Mentre Adolfo Urso, il ministro del Made in Italy, incontra oggi i sauditi, tornano i grandi capitali. C'è tutta una corsa a investire in Italia, dice il ministro Urso. È l'Eldorado l'Italia. In 6 mesi accordi in una decina di paesi esteri. In questo momento è meglio concentrarci sul ruolo dell'Europa tra Stati Uniti e Cina piuttosto che sulla via della seta. Biden ha nominato il nuovo ambasciatore per stoppare ogni tentativo dell'Italia di mettersi in linea con la Cina sulla via della seta, scrivono in molti. Piacciono farmaceutica, automotive, infrastrutture, energie rinnovabili e lo spazio. C'è un bordello di investimenti stranieri in Italia. Per il suo rinnovamento l'Arabia Saudita, vedi alla voce Matteo Renzi, ha bisogno di beni, servizi e know-how e noi abbiamo l'uomo giusto, Matteuccio. Intanto a proposito di cose che contano, la RAI, le nomine, le cadreghine e i cadregoni, pronta la scalata RAI dei fedelissimi di Giorgia Meloni con la fronda della Lega, scrive in retroscena su Repubblica Giovanna Vitale. FDI, Fratelli d'Italia, fa il pieno, dal direttore generale al TG1. Compensazioni, cioè briciole, agli alleati, ma i salviniani frenano la norma per spostare l'amministratore delegato Fuortes a dirigere il San Carlo di Napoli. Il PD protesta. La sponda di Giuseppe Conte spinge Chiocci, direttore di ADN Cronos, al TG1. A Rai Parlamento Giuseppe Carboni, a Monica Maggioni il coordinamento culturale. I nomi che girano sono l'attuale direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, dovrebbe diventare amministratore delegato al posto di Carlo Fuortes, che viene mandato al Teatro Lirico San Carlo di Napoli. Giampaolo Rossi, ex componente consiglio di amministrazione in quota Fratelli d'Italia, in pole position per diventare direttore generale. Gianmarco Chiocci, attuale direttore dell'agenzia ADN Cronos, è in predicato di diventare direttore del TG1 in sostituzione di Monica Maggioni. Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, Forza Italia lo vuole a dirigere il TG2, al suo posto Giuseppe Carboni vicino ai 5 Stelle, al Rai Parlamento, e poi Mario Orfeo, il direttore del TG3, dovrebbe essere confermato, ma salgono le quotazioni della vice direttrice del TG1, Costanza Crescimbeni. Bello il mondo Rai. Vi ricordate di Omar Confalonieri, l'agente immobiliare che drogò una coppia e violentò la donna? In appello ha ottenuto uno sconto di pena per merito della scandalosa riforma Cartabia, scrive Dagospia riprendendo un pezzo sulla Stampa di Torino. La pena di 6 anni e 4 mesi inflitta in primo grado, a seguito di processo con rito abbreviato, si è ridotta a 4 anni e 4 mesi. Ira dei coniugi storditi con le benzodiazepine nello spritz. È vergognoso, si sentirà autorizzato a rifarlo, a parte che qualsiasi abbreviato comporta riduzione della pena, ma sul Giornale c'è l'intervista
all'avvocato della donna abusata, Matteo Pellacani. Umiliata 2 volte, la giustizia premia chi l'ha violentata. L'ira della donna stuprata dal Confalonieri è sfiduciata dallo sconto di pena. E poi si parla tanto di violenza sulle donne, ironizza, anzi osserva scoraggiato l'avvocato Pellacani che difende questa donna. L'agente immobiliare Confalonieri è accusato di violenza sessuale ai danni di questa donna. La donna e il compagno sarebbero stati drogati con le benzodiazepine, riaccompagnati a casa, e poi il Confalonieri avrebbe abusato di lei in presenza della figlia di 9 mesi. In primo grado l'uomo era stato condannato a 6 anni e 4 mesi col rito abbreviato. Si è arrivati a una riduzione ancora della pena in virtù di un concordato o patteggiamento in appello. È previsto dal codice, tuttavia, fino all'entrata in vigore della riforma Cartabia, il 30 dicembre scorso, non era applicabile a reati ostativi gravi come quelli sessuali. Ora invece il divieto per questo tipo di crimini è caduto e come difensore cosa ha potuto fare qualcosa l'avvocato Pellacani? No, non ho avuto possibilità di interloquire su un accordo che era già stato preso, l'ho scoperto solo il giorno dell'udienza, tra la difesa e il sostituto procuratore generale. La parte civile non viene consultata in tale circostanza. I difensori si sono presentati in aula rinunciando ai motivi d'appello e con l'istanza di patteggiamento. La Corte avrebbe potuto rigettarla motivando la decisione, ma non l'ha fatto e ha accolto la richiesta di equiparare le attenuanti generiche alle aggravanti. Da qui la riduzione di pena. A proposito di Tribunale di Milano, il pastrocchio combinato sul processo Eni Nigeria non ferma la carriera di un illustre pubblico ministero di Milano, Fabio De Pasquale. Il pubblico ministero De Pasquale è stato confermato per altri 4 anni, in realtà dal 21 fino al 25, retroattivamente e per i restanti anni da qui al 25, come procuratore aggiunto di Milano. Il Consiglio giudiziario ha riconosciuto che il dottor De Pasquale è stato non imparziale perché ha sottovalutato le prove su Armanna e Amara, potenzialmente favorevoli all'Eni, cioè ha tenute buone le testimonianze di questi due, che erano 2 farlocconi, perché gli facevano comodo a lui nell'accusa contro Leni. Ma questa condotta sarebbe stata un caso isolato nella sua integerrima carriera e si è verificata soltanto in quel processo, per cui nulla osta a riconfermare il dottor De Pasquale procuratore aggiunto. A proposito invece di indagini, parlateci di Torino, al di là delle supercazzole di Ellis Line, nel PD tempeste e veleni, scrive ancora Dagospia in una sua nota. Una dagonota. L'ultimo motivo di tensione è l'inchiesta dei PM di Torino in cui è indagato il deputato Mauro Laus, area Guerini Bonaccini. Era il candidato dell'area Guerini Bonaccini alle regionali in Piemonte per il prossimo anno 2024. Ora l'ex ministro Boccia, burattinaio di Ellis Line, apre la strada a un candidato che metterebbe d'accordo il PD e i 5 Stelle, Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. Nel frattempo l'intelligenza artificiale, rimanendo ad Agospia, sta rimpiazzando migliaia di figure professionali, lo ha scritto Claudia Guasco sul Messaggero, riprende il sito di Roberto D'Agostino. Si stima che l'intelligenza artificiale trasformerà l'80% degli impieghi in circolazione. A rischio soprattutto i dipendenti di dei settori dove i sistemi informatici sono più rapidi e precisi degli esseri viventi, come gli operatori di telemarketing, gli impiegati di banca, i commercialisti, ma anche lavori creativi come fotografi e scrittori. Quindi, caro Federico Borsari, che saluto e ringrazio in regia, tu sarai sostituito, come me, da un robottino guidato dall'intelligenza artificiale, che sarà molto più intelligente, simpatico e professionale sia di te che di me. Nel frattempo ci sono delle cose divertenti che racconta Vittorio Feltri, come riporta Dagospia, il direttore editoriale di Libero, intervistato da The Journal Eye, si scatena e racconta svariate cose. Sentiamo un po', la miseria, adesso un attimo soltanto, musica maestro, che poi ci mettiamo a posto.
Dopo torniamo sul calendario musicale. Intanto, dicevamo, Dagospia si occupa di Vittorio Feltri, che ha raccontato in un video a The Journal Eye, trovatelo su TikTok, ha raccontato un po' di cose interessanti. Ma io ho cuccato sempre dappertutto, anche in Messico quando sono andato a seguire i mondiali, anche con una cinese. In Kenya con una a dimostrazione che non sono razzista. Sì, però non ha fatto come Montanelli. Se per scopare ogni volta mi devo sposare avrei 150 mogli. Ci racconta però l'approccio. La cinese ha cominciato a scrivere degli articoli per me, poi l'ho invitata a pranzo e poi sapete come vanno queste cose. Cinese, kenyota, messicana, Napoletana, la più figa di tutte. La più figa di tutte è napoletana. Un'austriaca, una stagista che veniva da Vienna, frequentala oggi, frequentala domani, finisce sempre che poi tra uomo e donna, se succede la scopata non è mica una tragedia. Sono tutte le trombate di Feltri, del direttore Feltri, il quale però, oltre a raccontare delle proprie scopate con una negra in Kenya, a dimostrazione che non sono razzista, anche in Messico, eccetera, eccetera, oltre a ciò Feltri poi si occupa naturalmente di cose molto serie, come per esempio questa, oggi su Libero, a pagina 24, non che le scopate non siano serie, per carità, però diciamo che ci sono anche altre questioni che hanno un pubblico interesse ben superiore. E per esempio questa, la storia di una caduta e di una redenzione, il diario di un innocente dietro le sbarre. Oggi Libero, a pagina 24, pubblica la prefazione del direttore Feltri, appunto, a 23 giorni. La assurda vicenda dell'avvocato Giuseppe Pagliani, arrestato e detenuto ingiustamente per 23 giorni per un'accusa di concorso in associazione mafiosa, poi rivelatasi inesistente. Il libro si intitola, con la prefazione di Feltri, 23 giorni, e lo ha scritto lo stesso avvocato Giuseppe Pagliani. Un libro che racconta questa vicenda: accusato di concorso mafioso, fa 23 giorni di galera e poi viene prosciolto. A pagina 24 c'è la prefazione di Feltri, mentre Feltri si occupa stamani anche dei creduloni. Lasciamo che credano in pace, il caso della presunta veggente di Trevignano e la assurda pretesa di verificare razionalmente comportamenti irrazionali, una che moltiplica gli gnocchi addirittura e i conigli, i pezzi di coniglio cucinato naturalmente, non i pani e i pesci ma gnocchi e conigli. Non solo, ad ogni appuntamento, scrive Feltri, ogni appuntamento che ella ha con la Vergine Immacolata in Campania, accorre una moltitudine di credenti, alcuni dei quali hanno versato soldi alla veggente. Ecco il punto. La signora, pur essendo venerata dai popolani, è accusata o sospettata di commettere reati sfruttando la credulità degli ingenui. È come la vicenda di Vanna Marchi. Pertanto le polemiche montano. Io non credo in Dio, figuriamoci se credo in chi fa quattro chiacchiere in pubblico con la Madonna. Però sono convinto che ciascuno possa dire quel che vuole senza essere sfottuto. Invocare l'intervento della Chiesa per far chiarezza mi sembra sciocco. Non si capisce come possa fare il parroco o il vescovo accertamenti per capire se si tratta di apparizioni autentiche o fasulle. Se uno le beve come miracoli, affari suoi. Se uno pensa che si tratti di bischerate, allo stesso modo, affari suoi. Intanto, a proposito di Vittorio Feltri, licenziata 2 volte da Libero, Azzurra Barbuto invisa a Sallusti nell'impero editoriale degli Angelucci. Ne parla Gianni Barbacetto a pagina 16 del Fatto Quotidiano di stamani. La giornalista Azzurra Barbuto porta ancora Libero in tribunale perché Alessandro Sallusti l'ha rilicenziata dopo che lei ha vinto una causa per farsi riassumere dopo il primo licenziamento. Sallusti l'ha silurata di nuovo per la crisi, ma in redazione ci sono 5 nuovi giornalisti. Come fa a sostenere che c'è la crisi? Azzurra Barbuto è a Libero dal 2016, ben vista soprattutto dal fondatore Vittorio Feltri, che l'ha difesa pubblicamente quando il nuovo direttore, voluto dagli Angelucci, Alessandro Sallusti, l'ha messa ai margini preferendo altre firme. Dal 2021 sono iniziati i problemi, un primo licenziamento annullato dal tribunale, poi un secondo allontanamento. Nel frattempo Azzurra Barbuto si è anche candidata alle regionali lombarde, non è stata eletta, con Fratelli d'Italia. Si è candidata proprio come Feltri, che invece è stato eletto. La giornalista che fu licenziata 2 volte, scrive Gianni Barbacetto oggi
Sul Fatto Quotidiano aspetta ancora di tornare alla sua scrivania. Azzurra Barbuto, cacciata da Libero la prima volta il 17 settembre del 21. Alla guida di Libero era arrivato da pochi mesi Alessandro Sallusti. Il 16 luglio Azzurra va a parlare col nuovo direttore, Sallusti. Chiede di continuare a lavorare come aveva fatto nei 5 anni precedenti. Scriveva quasi tutti i giorni, restava in redazione anche nei festivi. Lamenta di essere stata emarginata da Sallusti, che non risponde neanche più alle mail con le sue proposte. Il direttore la insulta dicendole che è una cretina, che non la vuole. Non sei Camilla Cederna, non sei Oriana Fallaci, vedi di non rompere il cazzo, dice Sallusti alla giornalista Azzurra Barbuto. La accusa anche di essere Novax, lavori in un giornale che ritiene che chi non si vaccina è un cretino, dice Sallusti ad Azzurra Barbuto. Tu sostieni tutti i giorni una posizione diversa da quella del giornale. La Barbuto replica: sul vaccino c'è libertà di scelta, è facoltativo, è una libertà sacrosanta. E poi le critiche lei non le esprime sul giornale. Ha posizioni critiche sull'obbligatorietà del Green Pass, ma non pretende di scriverle su Libero. Le sostiene quando viene invitata in TV e le scrive sul suo blog. Se la prende anche con Mario Draghi, all'epoca Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. La storia è raccontata, la vicenda anche giudiziaria, sul Fatto Quotidiano di stamani. Domanda: avreste mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret? Così Vincenzo De Luca, il presidente della regione Campania, dopo il video in piano sequenza girato da Giorgia Meloni. Il presidente della Campania ha commentato il video di Giorgia Meloni, quello sul decreto lavoro, che la Meloni ci portava dentro il Consiglio dei Ministri, a modo suo, cioè così. Avresti mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret? Fa già ridere. Ho visto queste immagini, mi sono emozionato, il Presidente del Consiglio che camminava. Che bello. Poi entrava nell'aula del Consiglio dei Ministri, suonava la campanella e tutti i ministri che battevano le manine. Gesù, Giuseppe, Maria. Il ministro Pichetto, diciamo, con il cappello a 3 punti. Mi sono ricordato, Heidi. Ti sorridono in Le mondo. caprette ti sorridono, ma in quale paese del mondo, santo Dio? Ma in quale paese del mondo ci riduciamo al cabaret? Dobbiamo avere fiducia di chi? Ovviamente devo dirti per onestà intellettuale che il panorama è desertificato a 360 gradi. È fantastico De Luca, non si sa se sia meglio De Luca o Crozza. Beh, io ho un'opinione, è meglio De Luca ma 100 volte, 100.000 volte rispetto a Maurizio Crozza. Piccola pausa.